vicino ad un canale, l'ex carabiniere 70enne Michele Masetto, forse colto da malore, scivola e cade in acqua. Il corpo ritrovato 24 ore dopo la tragedia a Spresiano. Veneto nella morsa del caldo, in arrivo temperature prossime ai 40 gradi, scatta l'allerta gialla nella nostra regione per ondate di calore. Accusa due sacerdoti della diocesi di Treviso di abusi sessuali provocando un terremoto, ma il tribunale ha stabilito che quelle accuse erano false. Padovano condannato a risarcire i prelati con 100.000 euro. Malore fatale al volante, l'auto esce di strada e finisce in un fosso. La tragedia questa mattina a San Polo di Piave, a perdere la vita l'imprenditore agricolo Bruno Papa. Omicidio di San Stino di Livenza, nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, domani sera una fiaccolata per ricordare l'insegnante. Dipendente dell'ULSS 2 in fase di cambio di sesso chiede di poter essere chiamata con il suo nome da donna. L'azienda sanitaria dà il via libera e approva il regolamento per l'identità alias del personale. Ricambio generazionale, nuove sfide al mercato globale. Il distretto dello Sport System presenta i dati e nonostante le difficoltà permane l'ottimismo. Da Cesare Pavese a Vitaliano Brancati, ma anche Saragat e la Costituente, le riflessioni sui concetti di meraviglia e confini. Il tema della maturità sorprende gli studenti comunque fiduciosi. La durata triveneta degli Alpini a Gemona è alle porte, 3 giorni di eventi e festa che Antena 3 seguirà in diretta. Sin da domani mattina si parte alle 8:15 con i nostri inviati. Buonasera, ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano la tragedia che si è consumata a Spresiano, sfalcia all'erba vicino ad un canale. L'ex carabiniere 70enne Michele Masetto, forse colto da malore, scivola e cade in acqua. Il corpo recuperato 24 ore dopo. Stava sfalciando l'erba sulla riva di un corso d'acqua sotto il caldo torrido. L'ultimo a vederlo vivo è stato il cugino Federico Granziera, che stava passando proprio in quella zona. Un saluto veloce perché Michele Masetto, 70 anni, ex carabiniere, stava ancora lavorando. Un'ora dopo, un'ora e un quarto dopo sono tornato indietro, non c'era più. Pensavo avesse finito di lavorare, fosse dentro in casa, non ho fatto caso. Masetto è scivolato nel canale irriguo, forse per un malore oppure per una caduta accidentale. Il fratello Luigi più volte aveva suonato a casa senza avere risposta. Nella mattinata era tornato nuovamente a casa, ma lui, il 70enne, non c'era. Il fratello ha iniziato a controllare la zona palmo a palmo. A dare l'allarme sono stati i propri familiari, che avevano notato anche la mancanza del decespugliatore e degli stivali che egli stesso utilizzava per i lavori in campagna. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Spresiano. Alle 16 circa la tragica scoperta, il corpo è stato trovato dentro il canale irriguo. Lui era dopo di là, cominciava a tagliare qua, piaceva tenere pulito e là è scivolato dentro e col peso del cespugliatore. Amante degli animali, Michele Masetto viveva da solo. Ci trovavamo qua domenica mattina per bere qualcosa insieme, stare, e poi basta, comunque un gran cuore Michele. Al momento non è possibile accertare se si sia trattato di un malore, un colpo di calore visto le alte temperature di questi giorni, o di un incidente. L'uomo potrebbe essere scivolato senza riuscire a risalire la riva. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Veneto nella morsa del caldo, in arrivo temperature prossime ai 40 gradi, scattata l'allerta gialla nella nostra regione per ondate di calore. Punte di 37-38 gradi con picchi di 39 attesi nel Rodigino, colpa dell'anticiclone nordafricano che garantirà giornate soleggiate ma anche massima al di sopra della media stagionale. Nel fine settimana che segna l'inizio ufficiale dell'estate, in arrivo in Veneto un'ondata di calore che ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile. In queste ore sarà possibile trovare refrigerio su Dolomiti e Prealpi, ma anche qui da domani si soffrirà il caldo con temperature sicuramente più gradevoli ma comunque elevate.
aria che poi calda, che in modo particolare sulla pianura padana si insacca e quindi dà ancora più effetto, perché non avendo un ricambio i sistemi perturbati non passano, quindi aria che stazione si carica sempre più di umidità e di caldo e quindi di energia. Quindi nelle prossime ore avremo dei valori veramente straordinari, considerando che siamo in giugno, quindi valori massimi intorno a 34, 35, forse 36 gradi all'ombra, perché al sole sono molti, ma molti di più. E soprattutto i valori minimi che si mantengono intorno ai 23, 24, anche 25 gradi, quindi avremo anche la notte del tipo tropicale. Ondata destinata a prolungarsi fino a mercoledì e giovedì, ma temperature sopra i 30 gradi caratterizzeranno tutto il mese di giugno. Energia che si ferma da noi e poi con il passare dei giorni aumenta e probabilmente nella prossima settimana poi potremmo avere la possibilità, si creano le condizioni anche di qualche temporale. Intanto da lunedì prossimo sarà attivo il numero di pubblica utilità del Ministero della Salute 1500 che offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, per mitigare gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Il numero sarà operativo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, esclusi i giorni festivi. Stroncato da un malore al volante muore il 64enne di San Polo Bruno Papa, noto imprenditore agricolo. L'auto dell'uomo è stata vista in un fossato questa mattina alle 8:30 da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Il 64enne colto da malore è finito fuori strada morendo sul colpo. Il cordoglio del sindaco Nicola Fantuzzi, che stamattina si è recato sul posto. Si tratta di una notizia che ci addolora profondamente, me in particolare, in quanto lo conoscevo molto bene. La famiglia, ha detto il primo cittadino, in questo momento di grande dolore ci stringiamo con affetto. Lutto anche nell'associazione Gruppo per San Giorgio, di cui l'uomo faceva parte. Accusò 2 sacerdoti della diocesi di Treviso di abusi sessuali avvenuti quando era al seminario vescovile, provocando un terremoto, ma il tribunale ha stabilito che quelle accuse erano false. Un 55enne padovano condannato a risarcire i prelati con 100.000 euro, un calvario durato 6 anni. Per loro è proprio finito un incubo, mi hanno detto siamo veramente contenti perché per noi è finito un incubo, possiamo finalmente ricostruire la nostra dignità di fronte alle nostre comunità. 6 anni di calvario con addosso la pesante e terribile ombra di abusi sessuali, 6 anni durissimi nonostante la solidarietà dei fedeli e della diocesi di Treviso. Ora il capitolo che chiude la vicenda restituendo dignità e onorabilità a 2 sacerdoti. Perché il Tribunale di Padova ha accertato l'infondatezza delle accuse che colpirono Don Livio Buso e Don Paolo Carnio. A lanciarle, provocando un terremoto nel febbraio 2020, era stato Gianbruno Cecchin di Galliera Veneta, all'epoca 49enne, che denunciava di aver subito gli abusi dai 2 prelati 30 anni prima, quando, poco meno che ventenne, aveva frequentato il seminario vescovile di Treviso nel 1990. Una vicenda che deflagrò in tutto il Veneto, visto che Don Livio e Don Paolo erano volti molto noti. All'epoca l'uno parroco a San Martino di Lupari, dove si trova tuttora, l'altro monsignore al Duomo di San Donà, ora tornato a Treviso. I fedeli sotto shock, ma dalla loro parte la diocesi compatta nel rigettare le accuse. In pochi giorni decine e decine di sacerdoti e laici sottoscrissero una lettera che ricordava la loro vita in seminario, ribaltando la versione dell'accusatore, che però continuava a ribadire la terribile storia, ma senza arrivare a nulla di concreto. Il signor Cecchin non ha portato una sola prova del fatto che i 2 sacerdoti lo avrebbero abusato mentre era in seminario. Non c'è una sola prova, quindi solo accuse, calunnie e diffamazioni. Però il danno all'immagine è stato enorme per i 2 sacerdoti e per questo noi abbiamo deciso di avviare avanti al Tribunale di Padova una causa risarcitoria per diffamazione, perché queste cose che sono state denunciate non erano mai accadute e il Tribunale di Padova, con una sentenza di qualche settimana fa, ha riconosciuto la diffamazione e ha condannato il signor Cecchin a risarcire 50.000 euro per ciascuno i 2 sacerdoti. Insieme al riconoscimento della diffamazione, il Tribunale ha accertato anche la non attendibilità dell'accusatore, ricordando alcune qualifiche accademiche e attività di insegnamento che si era attribuito ma che l'università chiamata in causa ha smentito. È arrivata una parola di verità e giustizia, commenta in queste ore il vicario generale della diocesi, Monsignor Mauro Motterlini. Da parte nostra c'è stato fin da subito il respingimento di ogni accusa nei confronti dei 2 confratelli, 2 sacerdoti preparati e stimati.
e ricorda come la diocesi ha preso seriamente a cuore la questione degli abusi, anche sulla spinta dell'impegno dei pontefici, da Benedetto XVI a Francesco fino a Leone XIV. Su indicazione del vescovo, Monsignor Michele Tomasi, infatti, ha istituito nel 2021 il servizio tutela minori e adulti vulnerabili, che è costituito da un centro di ascolto e da un'attività di sensibilizzazione e formazione diffusa sul territorio. L'accusa, se ci pensate, è andata al cuore della vita personale di questi sacerdoti, perché accusare degli educatori di abusare sessualmente di una persona che era affidata alla loro cura, alla loro educazione, è la cosa più grave che si possa fare per un sacerdote. Questi due sacerdoti hanno vissuto anni veramente difficili, sono stati sostenuti dalle loro comunità, dalla diocesi, dal seminario, e questa sentenza ristabilisce la verità del loro onore. Perde il controllo dello scooter e finisce nel fosso. L'incidente nella tarda serata di ieri in via Stadio a Ormelle. Ferito gravemente un 49enne del posto. L'uomo è stato elitrasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato, non in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per accertare le cause del sinistro. Non ancora fissata la data dei funerali di Giacomo Gobbo, 19enne che ha perso la vita ieri a bordo della sua moto. Unanime il cordoglio della comunità di Zero Branco e della squadra di calcio di cui il giovane faceva parte. Resta chiusa nel silenzio e nel dolore la famiglia di Giacomo Gobbo, il 19enne che ha perso la vita nel tragico schianto contro il rimorchio di un trattore all'incrocio tra via Commisso e via Guidini a Zero Branco. Profondo e commosso il cordoglio da tutta la comunità e dalla squadra dello Zero Branco FBC 1932, con cui, nonostante gli impegni universitari che portavano Giacomo a Padova per studiare, continuava a collaborare e a seguire il gruppo dei più piccoli. Un grande senso di tristezza quello della squadra che si stringe attorno alla famiglia e a tutti quelli che gli volevano bene. Tutti lo descrivono come un ragazzo eccezionale, sempre a disposizione degli altri, come dimostrato dal suo impegno nella comunità, dagli anni passati come animatore del Grest all'impegno con i più piccoli nel calcio. Proprio dalla società viene ricordato come un ragazzo d'oro, solare, scrupoloso, disponibile e altruista. Il presidente della società, Fabio China, affida ai social il suo messaggio: ciao Giacomo, continuerai a correre sui campi e nei pensieri di chi ti ha voluto bene. Uova lanciate dentro la finestra di casa mentre gli inquilini stavano guardando la televisione. Baby vandali in azione a Ponzano. Ci sono arrivati appunto due uova. Sono scappati, ho provato a rincorrerli, ma sono andati verso gli orti urbani per di là, erano in bici, ma comunque i ragazzini avranno avuto 14-15 anni. Stavano guardando la televisione nella casa di via 25 aprile a Ponzano, nella stanza che dà sulla strada, quando la tranquillità di una domenica sera è stata interrotta dall'irruzione di due uomini in salotto. Il fatto intorno alle 23, subito dopo la proprietaria di casa si è precipitata all'esterno per rincorrere i ragazzini fuggiti con le loro biciclette verso i campi. Maleducazione, un po' di... sì. Un po' riflettere. Esatto, sì. Poi ci sono delle bande di ragazzini qui attorno che non sono proprio il massimo. Più controlli, quello sicuramente, nei parchetti, qua, che abbiamo anche il Palacicogna, sì, nei luoghi di aggregazione dei adolescenti dove vanno adesso, insomma. Se io fossi stato qui a casa, magari in qualche modo sarei intervenuto anche con dei modi non canonici, ecco, perché secondo me manca proprio una sorta di educazione che parte dalla famiglia. E anche il sindaco non è che possa garantire una sicurezza, anche perché sono anche stupidaggini questi, però secondo me bisognerebbe proprio educare i figli. Secondo me c'è vandalismo che gira, secondo me, chi non so, ma un po', tutto un po', mettiamo il caso, no? Non funziona bene queste cose, non si può stare tranquilli perché si permette di tutto. E questo non va, è grave per me, per noi, per tutti. La segnalazione è passata di voce in voce sui gruppi social del paese dopo che pochi giorni fa un residente segnalava lance di sassi in una via residenziale sempre per mano di ragazzini. L'appello del sindaco.
Lanciare delle uova innanzitutto è pericoloso perché sono oggetti anche pesanti. La paura è quella che questi gesti possono essere ripresi in maniera un po' più pesante come l'anno scorso, perché non era solo il lancio dell'acqua e della bottiglietta, ma poi l'automobilista era stato colpito con lo spray peperoncino. È una fotografia di un disagio che non può essere accettata. Visto che questi ragazzi probabilmente si ritengono coraggiosi, un gesto di coraggio sarebbe quello di suonare il campanello e chiedere scusa. Insomma, si faceva una volta magari a suo tempo accompagnati dai genitori per un orecchio, oggi un gesto di coraggio può essere questo. Un corso di pizza anti-maranza a Silea, nella Casa degli Anziani, dove le generazioni si incontrano, un progetto portato avanti dal Comune e dalla cooperativa sociale Itaca. E qui c'è l'intergenerazionalità, questo è il centro anziani di Cendon, è un'antinoia alla fine ed è imparare un lavoro, quindi alla fine noi arriviamo a raggiungere tutti gli obiettivi in un semplice laboratorio ed è una scommessa che abbiamo fatto partire, come dicevo prima, un po' di anni fa e per cui vale veramente la pena. Poi i ragazzi si impegnano tantissimo, vengono qua volentieri, la pizza piace, abbiamo un grandissimo insegnante, Luca Bonazza, che insomma sa coinvolgerli e anche tenerli in maniera sana. Un progetto che a Silea si ripete con tutta la forza dirompente che ha il mettere letteralmente le mani in pasta per imparare a fare la pizza. Togliere i ragazzi dai social e offrire opportunità è l'unica ricetta per guarirli, tra virgolette, dalle derive pericolose di questi anni. I ragazzi vanno seguiti, i ragazzi ci vengono dietro, i ragazzi basta fargli delle proposte serie e loro ci sono, è così. Oltre ad imparare a fare la pizza, qui si impara a collaborare per fare con le proprie mani qualcosa che poi verrà condiviso da tutti. Abbiamo avuto più iscrizioni degli anni scorsi, i ragazzi sono 18 iscritti e si stanno tutti impegnando moltissimo, quindi mi sembra accolto molto bene. Qui trovano la famiglia che magari in altri posti non hanno. Nei giorni scorsi altri ragazzi nel progetto Mato Grosso si sono proposti per piccoli lavoretti, il cui ricavato è andato in beneficenza. Nei prossimi giorni partirà il baseball, poi c'è la ricetta di Dino Longhino, il vero factotum del centro, che ha una sua via personale per farsi amici giovani problematici. Entro dentro, se sono fuori seduti, prendo un sacchetto di patatine, prendo una bottiglia di aranciata, una di acqua, gliele porto fuori e gliele offro. E così siamo diventati amici. Qui da noi difficilmente ci fanno dei dispetti e questo è il mio metodo di approcciare. Qui una volta i ragazzi che si fermavano di sera lasciavano tutto in disordine, ora non più. Usano lo spazio e lasciano immacolato e anche i nuovi arrivati trovano soddisfazione. Io personalmente ho voluto fare questa attività per imparare una nuova soft skill, cioè quella di saper fare la pizza. Nella vita studio perché sto provando a finire il mio percorso di studi dei superiori al Mazzotti Serale. Ho voluto venire qua per provare a imparare qualcosa di nuovo, anche perché io in cucina non sono molto bravo, cioè per niente, quindi magari imparare a fare qualche piatto, soprattutto qualcosa di classico come la pizza, mi piace come idea. Delitto di San Stino di Livenza, si svolgerà nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne massacrata dal nipote 17enne reo confesso. La donna gettata nel fiume dal giovane da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo, non solo, aveva anche segni di bruciature, questo perché il 17enne aveva tentato di darle fuoco. Il minore ha parlato davanti al giudice raccontando la sua verità. L'arresto per omicidio volontario e occultamento di cadavere è stato convalidato, il ragazzo è stato portato nel carcere minorile di Rovigo. Intanto domani è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Chiara Guerra alle 20:30, lo ha annunciato l'amministrazione del Comune del Veneto Orientale. A promuovere l'iniziativa insieme all'amministrazione di San Stino sono l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, dove la donna insegnava, e la parrocchia di San Stino, insieme con una fiaccola in mano e nel cuore, è scritto nell'annuncio, per ricordare una donna che ha lasciato un segno luminoso nella nostra comunità. Spaccata tra lunedì e martedì al bar La Torre di Conegliano, rubata la cassa, la titolare dice fa paura pensare che qualcuno si sia finto cliente e poi abbia colpito. È un dispiacere sicuramente, un dolore perché è come entrino ovviamente in casa propria, che poi è casa mia, e un po' di paura naturalmente, perché vuol dire che durante il giorno qualcuno
viene a bere un caffè, viene a bere un aperitivo, ci controlla, perché questa è gente che sicuramente sa i miei orari, i miei spostamenti, quelli anche di altri locali, e poi colpiscono, quindi la paura c'è. Sara Lotta è convinta che chi ha colpito nel suo bar nella notte tra lunedì e martedì conoscesse bene i suoi movimenti, forse proprio un cliente. La spaccata tra la mezzanotte e le 3, solo alle 5, quando il primo fornitore è arrivato per consegnare le brioche, si è accorto dell'accaduto e ha avvertito la titolare. Hanno rotto una porta importante, perché è molto, molto grossa, quindi ci hanno messo sicuramente tanto tempo e gli ultimi secondi li hanno usati per portare via la cassa, nient'altro. In cassa appena qualche spicciolo, complessivamente circa 1.000 euro di danni, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male, dice Sara, non nuova ad episodi simili. In tanti anni hanno già tentato almeno 4-5 volte di entrare, sempre danni alla finestra, alla porta, cambiati i vetri, ma mai entrati, questa volta sono entrati. Sara Lotta non ha alcuna intenzione di farsi fermare da quanto successo, tantomeno di cambiare le proprie abitudini. Io continuo il mio lavoro, i miei ritmi, sicuramente staremo più accorti, quindi se prima erano 10 monetine ne lascerò 2, anzi lascio la cassa addirittura aperta così non la rompono. Un contratto con aumenti insufficienti e organici ridotti all'osso. Protesta nazionale del comparto sicurezza, presidio valido per tutto il Veneto davanti alla prefettura di Padova per Polizia di Stato, Esercito e Aeronautica. Mobilitazione nazionale di uomini e donne in divisa che incrociano virtualmente le braccia. Nel mirino della protesta di Polizia di Stato, Aeronautica Militare ed Esercito, il contratto e la carenza di personale che colpisce di conseguenza anche i cittadini, visto che parliamo di sicurezza e di garantire la serenità della vita comune. L'aumento del contratto è ben lontano dall'inflazione reale. I sindacati hanno calcolato per ogni lavoratore una perdita media di circa 300 euro al mese. Difficile persino coprire gli affitti. I soldi stanziati non vanno a coprire quello che è l'inflazione. Praticamente i soldi stanziati in questa contrattazione lasciano l'amaro in bocca, anche perché noi avevamo già chiuso un contratto 22-24 in cui erano stati presi degli accordi, erano stati presi degli impegni che non sono stati rispettati. Inoltre i sindacati di polizia, esercito e aeronautica denunciano la gravissima carenza di organici che mette a rischio i servizi operativi in tutte le 7 province del Veneto, fanalino di coda in Italia davanti alla sola Lombardia per numero di agenti ogni 100.000 abitanti. Le criticità maggiori a Belluno ma anche a Padova. Padova abbiamo una questura che alcuni anni fa è stata elevata alla fascia A, quindi le questure più importanti a livello nazionale, comportava un aumento significativo di personale che non è mai arrivato. La provincia di Belluno, dove insomma la situazione stradale è particolare, siamo in piena montagna, abbiamo un 20% in meno, mi pare di ricordare, alla sezione di Belluno, ma un 45% a Feltre e a Valli di Cadore. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta per parlare del nuovo regolamento europeo su immigrazione e rimpatri, gli accordi siglati da Giorgia Meloni, un modello per tutta Europa, dice con soddisfazione il commissario provinciale di Fratelli d'Italia Loperfido, che poi manda un messaggio al generale Vannacci. Quando hanno fatto gli accordi con l'Albania, la sinistra italiana ci derideva, anzi hanno quasi denunciato gli accordi Italia-Albania in Europa. Ebbene, non soltanto Giorgia Meloni aveva ragione in quegli accordi con l'Albania, ma addirittura è diventato un modello per l'Europa. All'interno di questo provvedimento sui rimpatri, l'accordo Italia-Albania, ovvero gli hub nei paesi terzi, è diventato un modello che tutti i paesi possono seguire. Un risultato del lavoro della Premier Meloni e degli europarlamentari di Fratelli d'Italia che hanno portato avanti il programma della Presidente del Consiglio in materia di immigrazione. Così l'onorevole Loperfido legge il nuovo regolamento europeo sui rimpatri degli stranieri irregolari nell'Unione, partendo proprio da quanto fatto dal governo italiano. E viene incontro a quelle esigenze dei cittadini e dei sindaci che non ne potevano più di vedere bighellonare richiedenti asilo per le strade. Perché? Perché d'ora in poi, quando ci sarà un provvedimento di rimpatrio, sia esso in Italia o in Olanda o in Germania, è un provvedimento di rimpatrio europeo, quindi vale per tutti e gli stati possono rimpatriarli anche negli hub terzi, come nel caso di Italia-Albania.
Un messaggio alla sinistra, un messaggio al generale Vannacci, che aveva criticato l'operato di Giorgia Meloni proprio sul fronte della cosiddetta remigrazione. Stiamo dimostrando che ben governando siamo in grado di cambiare le cose. L'abbiamo dimostrato in materia migratoria, continueremo a farlo, lavoreremo ancora di più in materia di sicurezza, dopodiché queste sono le teorie applicate alla politica del centrodestra. Governare non è mai facile, non è semplice risolvere in pochi giorni questioni ataviche e storiche, ma queste sono le dimostrazioni di chi sa governare, sa risolvere i problemi del Paese. Non è con il populismo, lo lasciamo ad altri, noi continuiamo a governare nel segno di Giorgia Meloni. Dipendente dell'ULSS 2 in fase di cambio di sesso chiede di poter essere chiamata con il suo nome da donna. L'azienda sanitaria dà il via libera e approva il regolamento per l'identità alias del personale nel percorso di cambio di genere. Ha chiesto di poter essere chiamata con il nome che la rappresenta ora che ha iniziato il percorso per cambiare sesso. Si tratta di una dipendente dell'ULSS 2 che fin dall'età di 5 anni si era resa conto di essere in un corpo che non era il suo. Così ha deciso di iniziare questo percorso, ma ha chiesto all'azienda di poter utilizzare il nome che aveva scelto. L'ULSS non si è fatta attendere ed ha approvato il nuovo regolamento per la tutela dell'identità alias del personale che abbia intrapreso un percorso di affermazione di genere, dando concreta attuazione a quanto previsto dai più recenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità e della dirigenza. Insomma, la dipendente potrà, in attesa della conclusione dell'iter giudiziario di rettificazione anagrafica, avere il nome che ha scelto. Ringrazio l'azienda per aver recepito la mia richiesta di essere identificata con il nome nel quale mi riconosco, che sancisce il percorso di cambio di genere che ho avviato. All'inizio ho pensato che probabilmente avrei dovuto cambiare azienda una volta conclusa la transizione, ha spiegato la dipendente, perché non ero sicura di poter essere accettata come donna da chi mi aveva conosciuto come uomo. Così non è stato e di questo non posso che ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutata e mi stanno aiutando. Il nuovo regolamento disciplina in pratica le procedure di richiesta, le garanzie di riservatezza e le modalità di utilizzo dell'identità alias negli strumenti aziendali, quali badge identificativi, indirizzi di posta elettronica, targhette, turnazioni ed altri contesti organizzativi interni. L'approvazione del regolamento si inserisce nel percorso che l'ULSS 2 sta portando avanti per promuovere il benessere lavorativo, la valorizzazione delle persone e la qualità dell'ambiente professionale. Ricambio generazionale e nuove sfide al mercato globale. Il distretto dello Sport System presenta i dati e nonostante le difficoltà permane l'ottimismo. Ci sono due sofferenze, uno è sicuramente la grande competizione con l'Asia, questa è una sofferenza che comunque non cambierà domani mattina e sarà ancora molto forte anche nel futuro. La seconda sofferenza è che manca comunque un cambiamento di generazioni, ma non solamente nella direzione aziendale, ma anche proprio all'interno della produzione. Mancano persone, mancano figure e dobbiamo riportare questi ragazzi, questi giovani a credere ancora nelle nostre aziende. Il distretto dello Sport System di Asule Montebelluna conferma il proprio ruolo centrale nell'economia del territorio, pur attraversando una fase di trasformazione che impone nuove sfide per il futuro, dalle barriere del fare impresa al riallineamento generazionale. È un settore sempre sotto pressione, adesso gode un po' di quello che abbiamo avuto qualche mese fa, le Olimpiadi, però bisogna continuare ad investire, bisogna continuare ad innovare, ricercare nuovi mercati, rafforzare quelli già esistenti, e l'altro tema che è da affrontare è quel passaggio generazionale, possiamo dire dare continuità all'azienda. Questo va ovviamente a incidere molto perché purtroppo il calo demografico incide anche su questo. I dati presentati da Fondazione Sport System, Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti e Intesa San Paolo fotografano una realtà che conta oltre 530 sedi d'impresa, quasi 7.700 occupati e rappresenta il 16,7% dell'occupazione complessiva dell'area. Il 2025 registra segni di tenuta per l'occupazione nonostante rallenti la domanda internazionale e questo basta al sistema per fargli mantenere l'ottimismo. Non è facile gestire aziende in questo momento, però lo Sport System dà ancora dei numeri positivi, dà ancora grandi aspettative
e sicuramente è uno dei mercati in cui il futuro premierà chi continuerà ancora a investire su questo tipo di attività. Con visione e investimenti si può però cambiare rotta, dall'intelligenza artificiale alla robotica integrata, dinamiche produttive per un simbolo del Made in Italy che trova in Banca Intesa, partner delle Camere di Commercio, l'unica banca italiana rimasta a coprire l'estero. Mario Pozza è stato nel frattempo appena rieletto presidente di Assocamere Estero, una rete fondamentale per chi vuole fare impresa. È una soddisfazione che è anche merito del territorio, espressione di questa economia, di questa Camera. Ormai è quasi finito il conto alla rovescia verso la Triveneta di Gemona. Centrale sarà il ricordo del terremoto del 76 e la ricostruzione, e allora è proprio da qui che iniziamo con il nostro Lucio Zanato, che si trova dove, Lucio? Buonasera. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Come promesso ieri a Conegliano con Lino Chies, che era uno dei responsabili dei cantieri, degli 11 cantieri che l'ANA ha organizzato dal 6 maggio del 76 proprio per dare una mano ai friulani colpiti dal terremoto, siamo venuti qui a Pinzano sul Tagliamento perché questo era uno dei centri, chiamiamolo così, degli 11 centri dove gli alpini hanno cominciato a muoversi e a ricostruire. Ve lo ricordate? L'abbiamo fatto vedere ieri, Friuli Anno Zero con le storie di un miracolo. Questo è praticamente il giornale del cantiere di lavoro numero 10, Pinzano al Tagliamento. Qui c'erano le sezioni di Pordenone, Conegliano, Treviso, Vittorio Veneto, Valdagno, Savona ed Imperia. Come vedete il cappello è pronto per cominciare domani la lunga diretta, le lunghe dirette che racconteremo da Gemona e non solo, però qui a Pinzano siamo venuti perché? Intanto perché ci sono gli alpini, e qui ci sono alpini da Treviso, ci sono alpini da Vittorio Veneto, ci sono gli alpini ovviamente del gruppo qui di Pinzano, però c'è soprattutto il sindaco. Allora, sindaco Emiliano De Biasio, lei è giovane, ma questo terremoto è rimasto nella vostra memoria, nella vostra quotidianità? Sì, il terremoto qui a Pinzano al Tagliamento, ci troviamo nella destra Tagliamento e Pinzano è uno dei comuni che ha avuto più morti della destra Tagliamento, ma che è stato anche sede del 10° cantiere ANA. 10° cantiere ANA che rappresentava un po' una continuità con una storia alpina che caratterizza Pinzano da ben prima del terremoto e che quindi ha trovato la solidarietà degli alpini nella ricostruzione. Poi tra l'altro voi come comune avete fatto in modo che, diciamo, uno dei simboli che poi voglio far vedere con il nostro Alberto Pivetta, che è questo, come possiamo definirlo, container? Sì, è la sede a tutti gli effetti oggi del gruppo Alpini Pinzano al Tagliamento, lo è da decenni, e anche di recente l'operosità dei nostri alpini gli ha rimesso mano e l'ha reso ancora più bello ed accogliente, e non a caso questa sera stiamo accogliendo dei fratelli alpini. Esatto. Allora vado dal capogruppo Sergio Frondarioli, ci racconta un attimo questo edificio, chiamiamolo così, questo che cosa è stato e perché è un po' il simbolo del terremoto? Perché è nato come un asilo inizialmente, poi è stato sfruttato come biblioteca, e quindi qui questo è rimasto il simbolo, poi è stato chiuso per molti anni finché gli alpini non l'hanno preso in mano e l'hanno reso quello che è il simbolo degli alpini di Pinzano, questo qui. Ed è il simbolo anche della rinascita di questo territorio, insomma, no? Per cui voglio dire, è veramente un monumento nel monumento, perché poi voi avete il monumento agli alpini. Esatto. Come vi state preparando per Gemona? Beh, noi ci stiamo preparando come ci prepariamo per tutte le adunate, quindi preparativi veloci, preparare tutto quanto, e saremo pronti a partire per sabato mattina. Però nel frattempo voi fate ospitalità a qualcuno? Sì, noi facciamo ospitalità ai nostri fratelli, perché noi con la sezione di Treviso abbiamo un rapporto molto particolare, siamo gemellati con il gruppo di Arcade e abbiamo sempre avuto un rapporto molto particolare, e le nostre porte, come vede, sono sempre aperte, per cui chi viene qua da noi sa che qua trova un bicchiere di vino, un piatto da mangiare e, anche volendo, un posto per dormire. Poi magari racconteremo un po' della storia di questa ricostruzione, perché lei mi dicono che c'era. Sicuramente, io sono Chiurenzo, classe 1948, quindi il terremoto l'ho vissuto in prima persona, e quindi... E cosa significa averlo vissuto da cittadino ma anche da alpino? Allora, diciamo subito una cosa che è essenziale: la solidarietà degli alpini, ma anche di altri cittadini,
è una cosa che mi rimarrà per sempre. Io penso che questo è stato un esempio che non si è più ripetuto, perché con tutte le disgrazie che sono state, quello che viene definito il modello Friuli non è stato più replicato. Dirò di più, a livello personale non mi dimenticherò mai quella sera del 6 maggio. Avevo un bambino piccolo di 2 anni, eravamo già andati a letto e è venuta una scossa. Ma non quella tremenda che ha durato un minuto, c'è stata una leggera scossa. Ho detto a mia moglie, ma no, stai tranquilla, cosa vuoi che sia? E perché ho detto questo? Perché il mese di aprile dell'anno precedente c'era stata una leggera scossa che aveva fatto vibrare le tapparelle. E anche questa volta era successo lo stesso, solo che poi è venuta quella scossa grande e lì... È andato giù tutto. Comunque è una emozione che è difficile dimenticare. Chi non lo prova non si rende conto. C'è una registrazione del rumore del terremoto, ma una cosa è sentire la registrazione, una cosa è averla provata sulla propria pelle. C'è da aggiungere che era buio già e quindi le difficoltà si sono incrementate. Ecco, ce lo racconterà più avanti ancora, grazie intanto. Però io volevo fare 2 passaggi. Intanto con Vittorio Veneto, perché qui nel cantiere c'era anche Vittorio Veneto, sono con il vicepresidente della sezione. Larizzago, voi siete qua perché fate la vostra marcia andando verso Gemona. E i muli? Allora, una semplice iniziativa, siamo partiti da Vittorio Veneto un pochi di amici e siamo in direzione Gemona e tappa obbligatoria era Pinzano per ricordare i nostri oltre 170 volontari alpini che sono venuti qui a lavorare al cantiere 10 e i muli li troviamo gruppo compatto, reparto salmerie compatto, domani a Gemona saranno presenti. Quindi a Genova non sono venuti, a Gemona ci sono, insomma un posto con la G c'è e gli muli ci saranno. Ci saranno, ci sono e ci saranno. Grazie Petra. Ultimo passaggio velocemente, Adriano Giuliato, perché qui Gruppo Città di Treviso, i trevisani qui hanno fatto base e qui hanno ricostruito. Sì, avevamo anche noi alcuni soci che purtroppo non ci sono più, ma che hanno operato qua in questo paese per dare una mano agli abitanti, per cui questo passaggio della memoria avete voluto farlo anche qui e questa mattina addirittura avete fatto una cerimonia. Infatti questa mattina col capogruppo abbiamo fatto una cerimonia qua al monumento, ho depositato una corona d'oro, anzi un mazzo di fiori, perché era giusto ricordare chi è andato avanti e poi sono partiti e sono andati su a Muris, dove che adesso ci aspettano per fare altre cose. E poi domani Osoppo e anche voi con i muli, giusto? Anche Osoppo e anche noi con i muli, tanto per mantenere le tradizioni. E quindi domani andremo a vedere i muli. Ultima immagine la voglio fare con Luca Cappellazzo, perché questa è una divisa particolare che fa parte di una storia particolare, ovvero? La storia degli alpini, della divisa del 1939. Questa divisa qua ha fatto la guerra in Russia e è un onore portarla, perché è il ricordo sia della Russia ma sia soprattutto di tutto ciò che noi alpini abbiamo fatto per l'Italia. E poi possiamo dire che questa è una divisa che ricorda anche Enrico Reginato. Esatto, perché Enrico Reginato senz'altro rimarrà nei nostri ricordi ed è un simbolo della nostra alpinità. Grazie, so che ho finito il tempo, a te la linea Francesca. Grazie davvero Luce, grazie a tutti i tuoi numerosissimi ospiti e naturalmente Antena 3 seguirà questa 3 giorni di Triveneta a Gemona a partire da domani alle 8:15 con collegamenti sia da Gemona ma anche da Venzone per la commemorazione dei caduti della guerra e del terremoto del 76. Alle 21 sempre domani dal Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini e poi sabato dalle 8:15 per tutto il giorno collegamenti da Gemona, dal Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione del post terremoto. Poi domenica dalle 7:15 racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Stecca con gli alpini di Treviso. Primo giorno per i quasi 6.000 maturandi nel Trevigiano, siamo andati al liceo Canova ad ascoltare le loro sensazioni.
Ho scelto la C1 che c'era questo testo dove l'autrice parlava della capacità umana di meravigliarsi di fronte a un paesaggio, alla natura. E ho fatto intanto dei riferimenti a Pascoli con la poetica del fanciullino e al sublime in storia dell'arte, e poi ho parlato appunto delle mie esperienze personali, un po' di quello che credo che sia oggi questa capacità umana di meravigliarsi nell'età adulta e nell'età invece dell'infanzia con i bambini. Maturità atto primo per i quasi 6.000 studenti trevigiani che hanno affrontato il tema d'italiano. Nei prossimi giorni iscritti differenti per tutti gli istituti e poi via agli orali. Tracce che hanno spaziato da Pavese alla Costituente e per alcuni inaspettate. Onestamente non me l'aspettavo, mi aspettavo più una cosa sulla guerra come Ungaretti, perché comunque è un argomento attuale. E della natura in realtà non me l'aspettavo proprio, però sono stata contenta comunque, sì. Poi c'è il tema dell'intelligenza artificiale, chi la usa e chi la tiene lontana, mentre il futuro è già dietro l'angolo. Per preparare l'esame no, ho preferito studiare dai libri, però durante l'anno mi ha aiutato a fare gli schemi ad esempio. Un po' di aiuto lo dà comunque. Poi nella nostra scuola anche magari per le traduzioni magari dei testi può servire a volte, ma è sempre meglio usarla il meno possibile, quello è. Sai già cosa farai dopo? Sì, ho già passato il talk per giurisprudenza, quindi andrò all'Università di Padova con la facoltà di giurisprudenza e speriamo vada tutto bene, insomma. Io vorrei continuare nel mondo del turismo, quindi avendo fatto lingue ho deciso di continuare insomma con le lingue nel mondo del turismo. Sì, farò la pasticcera, un corso di pasticceria. Come mai dopo tutto questo studio? Perché ho scelto di seguire le mie passioni e quindi ho scelto questo. È il momento di aprire la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Stagione estiva e rischio turismo Caffone, l'ira dello scrittore e docente Matteo Righetto con l'appello a rivedere il modello di fruizione della montagna. Scrittore, docente universitario, vincitore del premio speciale Dolomiti UNESCO nell'edizione 2024 del Palmo d'Oro, Matteo Righetto non le manda a dire a quei turisti che specialmente durante i weekend invadono le Dolomiti. Siamo di fronte a un modello turistico mordi e fuggi che è del tutto superficiale, consumistico, che non lascia niente al turista e nulla porta al luogo che si va a visitare. È una forma di turismo assolutamente imbecille. Un modo di essere, di vivere i luoghi dove ci si reca, che peraltro non riguarda solo le terre alte e contro il quale si è espresso più volte senza mezze misure. È stato severo nella misura in cui una certa severità morale, che non significa bacchettona, credo sia giusto recuperarla. Questo però, attenzione, non riguarda esclusivamente l'ambiente montano, ma riguarda anche la città, la montagna e ogni luogo e ogni paesaggio del nostro bene amato paese. Io vedo tanta volgarità, tanto chiasso, declinato in 1000 forme deleterie, e io credo che un po' di buonsenso e degrado vada recuperato sia in alta quota che sui lidi marittimi. C'è poi un territorio da salvaguardare anche come comunità, fatto di bellezze naturali ma anche di socialità e di luoghi di aggregazione. I negozi sono luoghi di prossimità, di socialità, sono luoghi che hanno a che fare con un incontro ecologico di sistema all'interno di un tessuto sociale urbano. Quindi vedere sfarinarsi questo tessuto significa vedere sfaldarsi contestualmente una società, una cittadinanza, con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. Tornano operativi i collegamenti di Dolomitibus dedicati ai passi dolomitici e alle principali aree di attrazione turistica. Nell'area di Cortina d'Ampezzo, che vede l'attivazione del nuovo capolinea presso Cortina Scuole, le storiche linee 51 diretta a Passo Tre Croce e Misurina e 52 diretta a Passo Falzarego assicureranno una copertura quotidiana e continuativa 7 giorni su 7, mentre viene introdotta la nuova linea 53 sul percorso Cortina Passo Giau Pescul. Parallelamente nel bacino territoriale dell'Alto Cordevole e della Valle del Biois viene ripristinata la linea 54 per il collegamento di Falcade Alleghe con Marmolada e Fedaia.
connettendo Caprile, Sottoguda e Malgacciapella per favorire l'intermodalità verso attrattori quali il Serrai e la funivia della Marmolada. Soccorsi dall'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, 2 ventunenni canadesi. Il soccorso si è reso necessario sul sentiero numero 480 della Val d'Arcia a seguito della richiesta dovuta al fatto che una delle due lamentava un trauma alla caviglia. Individuate dopo la ricognizione a quota 2050 metri, le 2 escursioniste impegnate in una camminata di più giorni sono state issate a bordo dal tecnico di elisoccorso con un verricello di 20 metri. Trasportata a Pieve di Cadore, la ragazza infortunata ha però poi rifiutato l'ospedalizzazione e si è allontanata autonomamente con l'amica. Parliamo di eccellenza in sanità. A Feltre spicca la chirurgia della spalla. Cresce la chirurgia a Feltre, quasi raddoppiato in 2 anni il numero degli interventi. È una chirurgia effettivamente molto in crescita a Feltre, più di 9.000 interventi fatti nel 2025, un 2.000 interventi in più rispetto al 2024, è una chirurgia che utilizza molto la metodologia mini-invasiva ed è anche legata a quelle che sono le patologie dovute anche all'aumento dell'età media delle persone, e quindi è una chirurgia che interviene in particolare nell'ambito ortopedico, nell'ambito urologico e nell'ambito neoplastico in generale. Nel 2025 gli interventi sono stati oltre 9.000, con una crescita di quasi l'8% e un 27% di pazienti attratti da fuori ULSS. Cambia la vita, aumenta la vita media delle persone e quindi aumentano le patologie oncologiche della terza età ovviamente. In secondo luogo c'è un discorso anche di presa in carico di patologie di cui una volta non ci si occupava. Sto parlando della patologia ginecologica del pavimento pelvico, donne che erano costrette a rimanere in casa per il problema dell'incontinenza o dell'ingombro vaginale e tutti i casi che adesso vengono ovviamente risolti. L'arrivo del Da Vinci cosa ha cambiato? Ha portato a un'innovazione che era già presente sul territorio da altre parti, era necessario portarlo qui e soprattutto è stato necessario utilizzarlo in maniera multidisciplinare, cioè occuparlo tutti i giorni. Tante le specializzazioni coinvolte, dall'ortopedia alla ginecologia, dalla cardiologia alla gastroenterologia, con un plauso in particolare alla prima citata, visto che per quanto riguarda la chirurgia della spalla, Feltre si candida ad essere dichiarata quale centro di riferimento per la Regione Veneto. Abbiamo fatto una richiesta ufficiale circa 3 mesi fa, attualmente da quelli che sono i dati la chirurgia della spalla di Feltre è l'ospedale dove vengono eseguiti il maggior numero di interventi di chirurgia della spalla in Veneto. Abbiamo raccolto i dati degli ultimi anni 2023, 2024, 2025, per cui i numeri ci sono, noi abbiamo fatto la richiesta ufficiale, adesso aspettiamo la Regione che ci dia la risposta. E siamo in chiusura, davvero tutto, ora come sempre sigle a seguire previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata.